Salve, sono Francesco Bellissimo, vengo dal Giappone con la delegazione giapponese a fare visita in questo meraviglioso posto. Vi consiglio veramente di venire a visitare il Politecnico qui a Riviera del Brenta, veramente un'esperienza straordinaria. Curiosi, attenti, pronti a mettersi in gioco e perché no a provare a realizzare loro stessi una delle scarpe a regola d'arte che da oltre un secolo si imparano a confezionare nel Politecnico Calzaturiero della Riviera del Brenta. Tappa i confini tra Padova e Venezia nel cuore pulsante dei mastri specializzati nella lavorazione della calzatura di lusso, dopo quella nel distretto trevigiano della calzatura sportiva, per i 4 influencer giapponesi in visita grazie a Venice Promex, accompagnati tra gli altri dal presidente del gruppo calzature di Confindustria Veneto Est. Se parliamo del distretto della Riviera del Brenta, quindi Venezia, Padova e parzialmente Treviso, parliamo di poco più di 500 aziende tra calzaturifici e produttori di componentistica, e più di 10.000 addetti, un fatturato annuo superiore ai 2 miliardi di euro e una produzione di 20 milioni di paia, quasi tutto destinato all'estero, con una percentuale rilevante di calzature da donna. A questi vanno aggiunti i numeri della calzatura sportiva, oltre 600 aziende, un fatturato che sfiora i 3 miliardi di euro l'anno, 200 gli studenti che ogni anno si formano al Politecnico Calzaturiero, italiani ma in arrivo anche dall'estero. Politecnico Calzaturiero ni irashite kudasai! Kitene!